La morte di Giulia Cecchettin, uno spartiacque che ha segnato profondamente le coscienze e che ha contribuito a far crescere il numero delle denunce. Nell'ultimo anno sono stati 681 i codici rossi attivati, provvedimento a sostegno delle donne. È questo il dato più eclatante diffuso dal questore di Padova, Marco Dorisio, durante la festa della polizia che si è svolta nell'aula magna di Palazzo Bo. Questo dato va interpretato in senso positivo, non vuol dire che c'è un aumento dei fenomeni, vuol dire che ciò che prima era sommerso, un po' diciamo la data spartiacque, appunto quella, no, del femminicidio di Giulia Cecchettin, quindi questa maggiore consapevolezza, grazie a Giulia c'è stata questa scossa e quindi è tutto ciò che prima rimaneva sommerso adesso emerge e va interpretato sicuramente in chiave positiva. 114 avvisi orali e 171 ammonimenti nei confronti di uomini violenti sono provvedimenti che servono a salvaguardare le donne e prevenire esiti devastanti come la morte di Giulia Cecchettin. Il papà Gino era presente oggi e insieme al questore ha premiato 2 poliziotti. È stato molto importante il messaggio che ha dato il questore. Penso sia detto tutto lì e quindi bisogna prestare attenzione alle sue parole. E per me è stato veramente un piacere essere presente, inaspettato, ma soprattutto è stato un piacere ascoltare il questore. Il caso di Giulia ha contribuito a sensibilizzare ulteriormente l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla violenza di genere. Questo di oggi è un riconoscimento. Abbiamo avuto prova oggi, quindi che l'impegno c'è ed è costante. Il papà di Giulia ha ascoltato, visibilmente commosso, la storia di una donna vittima di violenza seguita dalla squadra mobile di Padova, un video che ha raccontato l'impegno della polizia nel sostegno delle vittime di violenza. Ma l'impegno della polizia di Padova nell'ultimo anno si è concentrato anche nella repressione delle truffe agli anziani, sempre più frequenti e spietate, con trasfertisti che arrivano in città per derubare anziani indifesi. Cresce anche l'attenzione della polizia nei confronti delle baby gang e del cyberbullismo. L'elemento comune che purtroppo ogni volta si ripete è quello, no, dei social. Cioè c'è una violenza che non ha un obiettivo, ma la violenza diventa strumento per realizzare il video appunto, no, violento, da costruirci subito una stories, da metterla in rete e rastrellare i cosiddetti likes.